Eccoci qui di nuovo, giusto il tempo di concludere la puntata di Tennis Padel. Eccoci, benvenuti a Calcio 5 Show. Quest'oggi, purtroppo, dobbiamo dirlo all'inizio della trasmissione, è l'ultima puntata stagionale, quindi torneremo, ma più avanti, anche perché si stanno concludendo i match del campionato CSI di Pordenone, mentre vanno avanti imperterriti i playoff con il Pordenone Calcio 5, ore 16. Non mancate al Palaflora perché sarà un match di ritorno dopo la vittoria per 3-1 contro lo Sporting Alta Marca in quel di Meser Treviso, e tutti quindi al Palaflora fra pochissimo, poco più di 2 ore, alle ore 16, ma vi consigliamo ovviamente di andare prima se volete gustarla dal vivo. Per chi non potesse seguirla, c'è la diretta su Futsal TV, ovviamente trovate il link sul sito della divisione calcio A5. Però ritorniamo a parlare di CSI Pordenone, perché si sono disputate 3 gare questa settimana dopo diciamo il boom della scorsa settimana con playoff e playout. Serie A con le semifinali, gara secca, purtroppo non ce l'ha fatta l'Astra San Vito, ne parleremo dopo, sconfitta 4-2 dal Pordenone Amatori Calcio 5, campioni in carica in quel di Sacile, e a sorpresa l'Icem Calcio 5 ha vinto per 7-4 in trasferta contro il Bauman Pub, che aveva vinto la regular season, e quindi sarà finale tra Pordenone Amatori Calcio 5, che cercherà di difendere il titolo, e Icem Calcio 5. Poi c'è stato l'ultimo match di playout in Serie C tra Opitergium Calcio 5 e Libertas Calcio 5 Fiume Veneto in quel di Chiarano. Pareggio 4-4 dopo i tempi supplementari resisi necessari perché la partita era terminata in parità, e quindi così da regolamento si va avanti. Però alla fine la squadra con la miglior classifica tecnica, ovvero l'Opitergium, ha mantenuto la categoria, ovvero la C. Invece i nostri amici, salutiamo il presidente Massimo Sista, della Libertas Calcio a 5 Fiume Veneto, sono purtroppo retrocessi in Serie D. Però ovviamente vedremo se ci saranno ripescaggi. Ma ora è giunto il momento di parlare con il mister di una squadra che abbiamo visto dal vivo, ovvero il chiosco Bomber. Eccolo qua, Ivano, benvenuto. Con te parleremo un po' della stagione. Qua Max si è sbizzarrito con le domande, io credo. Intanto ciao. Eccoti Ivano, saluta pure. Ciao a tutti, ciao Enrico, ciao Max, grazie dell'invito. Sono a vostra disposizione per le domande, ditemi tutto. Intanto parlaci di questa stagione, no? Della promozione e di quello che succederà per il prossimo anno. Allora, questa stagione noi non avevamo aspettative per questo campionato perché insomma è una cosa nuova per noi. Arriviamo tutti dal calcio a 11, chi ha fatto amatoriale, chi ha fatto categoria, quindi più che altro le aspettative per il campionato non c'erano. Diciamo che le amichevoli che abbiamo fatto contro gente di categorie superiori, sempre del campionato CSI, ci ha dato dei buoni presupposti, diciamo state positive. Il problema nostro magari all'inizio del campionato è stata un po' una doccia fredda il primo pareggio con la Roller, però ci ha magari fatto un po' abbassare le ali, e dopo il campionato è andato molto bene. Posso dire che è stato un campionato comunque combattuto, anche se secondo me c'erano 4 squadre superiori che secondo me sono quelle che alla fine sono andate su di categoria. E per il prossimo anno secondo me ci sarà da divertirsi, insomma. Secondo me post Covid i campionati si stanno, diciamo, equilibrando, perché tante squadre magari non hanno fatto le iscrizioni in quegli anni lì. Pian piano secondo me stiamo arrivando a una bella competizione, insomma. C'è da dire che adesso aspetta che torno dentro pure io, c'è da dire che insomma avete fatto un bel campionato. Ecco, noi siamo venuti a seguirvi in quel di Cordenons, se ricordate, contro gli Scafati, in cui insomma ci furono anche 2 gol di Barone, insomma, e quant'altro. Una partita comunque un po' alla fine, se me lo ricordo, un attimino con qualche piccolo screzio, ma insomma tutto è andato per il meglio. È stata una bella partita, devo dire la verità.
Però insomma siete andati insomma, per una strada che non pensavate e invece adesso vi trovate in Serie B, giusto? E quindi cosa pensate? Vi state già pensando se cambiare la squadra, se aggiungere qualcosa oppure pensate di essere, perché noi l'abbiamo seguito il campionato di Serie B, te lo devo dire la verità, dal vivo facendo tante dirette ed è un campionato difficilissimo, poi qualcuna vedi Conegliano, insomma sono andate su di categoria e quindi non ve la ritrovate il prossimo anno, però devo dire che è un campionato veramente difficile, ecco. Boh, padre, credo che tutti i campionati siano difficili perché, faccio un esempio, nel nostro campionato di Serie B abbiamo sofferto con 2 squadre che sono andate in Serie D quest'anno, che sinceramente non me l'aspettavo che andassero giù, quindi sarà ancora più avvincente il prossimo anno. Molto probabilmente perderemo qualche giocatore per impegni di lavoro, però abbiamo già dei rinforzi pronti, li stiamo già testando, quindi il prossimo anno sarebbero ancora più combattivi. La nostra fortuna di quest'anno è stata comunque avere un gruppo compatto, un gruppo unito che già negli anni era, insomma, che si conosceva. Avere in squadra 4 uomini che fanno più di 20 gol, 20-25 gol a testa è una buona cosa, insomma. Poi siamo cresciuti pian piano durante la stagione perché, detta sinceramente, giocare a futsal è tutta un'altra cosa, giocare a calcio, quindi pian piano ci siamo abituati e abbiamo capito anche come si difendeva perché eravamo un po' troppo aggressivi. Poi anche le partite che siete venuti a vedere voi, a me dispiace che magari ci sia un po' di screzio durante la partita, ma finché è una cosa sportiva, a fine dei 50 minuti ci stringe la mano, amici come prima, finisce così, insomma, finisce lì. Certo, questo è giusto, è giustissimo. Guarda, io l'anno volevo chiederti, io so, tra virgolette, da fonti, perché poi dopo alla fine sono sempre delle fonti che ti dicono qualcosa, che potrebbe essere che il prossimo anno non siate proprio lì a Pramaggiore a fare le partite in casa, vero o falso? Guarda, io spero sia vero, sinceramente, perché il nostro handicap di quest'anno, se andiamo a vedere anche i risultati, sono state le partite casalinghe, perché il nostro palazzetto che abbiamo a disposizione, per fortuna che abbiamo trovato uno, il campo è molto piccolo. Infatti anche quando vedevamo gli avversari arrivare dicevano che il campo era molto piccolo. Noi speriamo fortemente che questo nuovo campo che hanno costruito vicino a noi sia disponibile e quindi incrociamo le dita, abbiamo già fatto le richieste e anche penso per gli avversari giocare su un campo di 25 metri per 50, un po' penso come sia il Palaflora, penso che sia una bella cosa, insomma, con belle tribune, mi pare che sono più di 400 posti a sedere, quindi Anche sarebbe... perché ti dirò, Sportissimo Channel mi sembra che sia stato invitato. Adesso non voglio farti questo anticipo, però potrebbe essere che magari più di qualche partita potrebbe essere seguita proprio da noi e questo sarebbe interessante per te che sei l'allenatore, perché rivedersi le partite comunque è sempre qualcosa di buono, credo, no? Poter rivedere le azioni e le cose, o no? Beh, guarda, per fortuna noi durante le partite in casa le abbiamo riprese tutte, perché se andate sulla nostra pagina Instagram ci sono le riprese di tutti gli highlights, ci sono anche le riprese complete, ma non vale la pena guardarle tutte, di tutte le nostre partite, quindi a noi è stato molto utile perché rivedere gli sbagli in difesa soprattutto, perché secondo me è più importante quello, perché alla fine i gol abbiamo visto che arrivavano. Secondo noi, a noi ci fa solo che piacere che veniate a riprenderci, quindi in casa nostra non era il caso anche per una questione di acustica più che altro perché rimbomba tutto, però se il prossimo anno andiamo là vi aspettiamo più che volentieri. Benissimo, ottimo. Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io, guardando la classifica e vedendo il Chiosco Bomber a soli 6 punti dalla squadra che ha vinto il Lanzano Calcio 5, mi chiedo e chiedo ad Ivano, che ricordiamolo è anche secondo portiere all'occorrenza, nel senso che quest'anno non c'è stato bisogno della sua presenza perché il primo portiere, ovviamente incrociamo le dita perché giochi sempre, e tra l'altro anche bravo, ecco, devo dire. Intanto Max si diverte con la regia, però vorrei chiederti cosa è mancato per diciamo giocarsi il primato. Allora, cosa è mancato? Ma io non credo non sia mancato nulla perché Lanzano secondo me si è meritato di andare su anche come primo in classifica. Forse eravamo noi un po' gli outsider e trovarci lì,
perché comunque sono due squadre come l'Olmè e come il Green Planet che sono molto ben organizzate, si vede che giocano a futsal da tanti anni. Forse l'aver giocato subito le prime di campionato contro di loro, l'aver perso in casa ci ha un po' demotivato, e lì abbiamo perso 3 punti. Poi appunto abbiamo perso un'altra volta sempre in casa con l'Olmè, ci ha nuovamente distaccato, poi siamo rimasti lì fino alla fine abbiamo un po' tirato i remi in barca, diciamo così, e tranquilli del secondo posto. Il distacco è stato quello alla fine. Bene, grazie intanto per la precisazione. Ovviamente se hai qualcuno degli sponsor o qualcuno dei vostri partner che vuoi menzionare o qualcuno dei tuoi compagni che vuoi salutare e giustamente merita un complimento, lo facciamo pure, ecco, prima di lasciarti a questo sabato pomeriggio. Guarda, no, io volevo ringraziare tutta la squadra per l'annata che è stata fatta. Adesso ci sarà questo super, spero che arrivi presto perché sembra che si vada più in là nel corso del mese. Ringrazio tutta la squadra perché è stato dal primo all'ultimo, da chi è venuto solo a guardare le partite, perché comunque eravamo in tanti nel gruppo, quindi era necessario fare le convocazioni, quindi non mi viene a menzionare nessuno in particolare. Ringrazio comunque il chiosco Bomber perché comunque è l'anima della squadra, e niente, e grazie ancora a voi. Grazie quindi a Ivano, porta i nostri saluti ovviamente a tutta la squadra e ancora complimenti per la promozione in Serie B e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a voi, al prossimo anno. Ciao. 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 Grazie a Ivano. Adesso abbiamo non uno, non due, ma ben 3 ospiti della stessa squadra. Iniziamo per dovere da Rosalino, nostro ospite ormai fisso, poi abbiamo il buon Giulio e anche il buon Nicola. Guarda che terzetto, Max, che abbiamo qua, tutti degli Originals 2022. Manca ormai meno di un mese a quel fatidico 8 giugno, dove ci sarà una festa incredibile, ovviamente sperando di riuscire a documentarvela, se Max ovviamente sarà ancora in condizione di farlo, ecco, tutto qua. Magari do uno spoiler. Intanto grazie di essere qua presenti. Insomma, agli Originals chiediamo, partendo da Rosalino e poi Nicola e Giulio, che ringraziamo per i consueti commenti anche nella trasmissione precedente, ma soprattutto vogliamo salutare Aurora da parte di Giulio, una fan numero 1 da parte degli Originals, giusto? Ho detto bene? Ecco, spero di non aver detto male. Rosalino, raccontaci insomma di questa stagione, dai. Allora, siamo in C qua non ci piove. Stiamo organizzando la festa al meglio, voi siete invitati. Dopo non so se potete fare anche una diretta dalla festa, ma questo resta a voi, perché potrebbe essere una bella... È che non so se il prosecco vi regga dopo. Esatto, è quello il rischio, però prima di fare promesse, insomma, ci proveremo, dai, ecco, Max credo che sia, dopo qualche bottiglia di prosecco potrebbe dare delle belle soddisfazioni, credo. Guarda, allora, intanto ci proveremo. Seguito sicuramente non berrò, comunque almeno voglio dire, no? Però ci proveremo, ecco, voglio dire, ci proveremo sicuramente, perché documentare una festa è sempre qualcosa di straordinario. È ovvio che prima va il divertimento, però se si può faremo sicuramente qualcosa, perché noi sai che viviamo con la telecamera ormai, viviamo sempre per fare riprese, dirette e quant'altro, quindi sicuramente qualcosa. Ecco, io volevo sentire Nicola cosa ci raccontava e poi anche Giulio. Allora, ciao a tutti. Allora, prima della festa dell'8 giugno, noi stiamo organizzando per andare a Misano, le nazionali, anche quest'anno, perché essendo detentori della Coppa, andiamo a giocarci le nazionali anche quest'anno, quindi speriamo bene. Partiamo il weekend del 25 di maggio e andiamo giù a fare la nostra partita, insomma, sì.
Ecco, quindi l'attività degli Originals 2022 non si ferma al campionato CSI, ma avete fatto una coppa in Veneto dove avete fatto sicuramente ben parlare di voi, e quindi il 25 ci sarà un altro weekend interessante per quanto vi riguarda, e ne parleremo a questo punto sabato 8 giugno assieme di persona, ecco, per cui non vediamo l'ora. Giulio, invece, tu che sei uno dei nostri spettatori più fedeli, che cosa vuoi aggiungere a quello che hanno detto i tuoi compagni di squadra? Intanto c'è da fare un complimento al presidente e al mister che ci hanno fatto arrivare fino là in alto in classifica, e a tutti i miei compagni di squadra. E comunque noi degli Original non molliamo mai. E questo vi fa decisamente onore. Ricordiamo Giulio portiere, giusto? Nicola coach e giocatore. Ho detto bene, Rosalino? Li ho visti, sì, giusto. Li ho ricordati bene, perché insomma alla fine vi ospitiamo spesso e volentieri, però vi abbiamo visto purtroppo in un'occasione dove la partita ha preso una piega purtroppo per voi in un certo modo, in quel di Fagnigola, però insomma abbiamo avuto il piacere di vedere il bomber Morad, che ricordiamolo ha vinto la classifica cannonieri. Ecco, questo è ufficiale, è uscito un comunicato del CSI e ha sancito questa vittoria. Quindi non appena ci sarà l'assemblea finale con le premiazioni, sicuramente vedremo gli Originals andare a ritirare il premio. Io, ragazzi, adesso vi ringrazierei se non avete qualcosa da aggiungere. Vai, Rosalino. Allora piccoli ringraziamenti di turno. Non so se gli sponsor posso elencarli. Vai pure. Comincio dai sponsor perché ne abbiamo ben 17. Elco Salotti, Stella Group, Mieti, Dolci Sinfonie, L'Elettrica, Bar al Twins, Fanti Ferramenta, Banca della Marca, Ferrari Service, L'Idraulica, Promo Sport, Bisol, Linea Auto, Eufrosini Assicurazioni, Canyon Pub, Metalflex, Tofolati Gioielli, e dopo abbiamo anche Sportissimo Channel, che è il nostro sponsor. Eccolo là. Più che altro siete noi, diciamo che si è creato un bel rapporto, insomma, di amicizia, e vi ringraziamo ancora per i presenti che ci avete portato in occasione della diretta. A parte gli sponsor che ci supportano, voglio ricordare il sacrificio di tutti i giocatori, di tutto lo staff, di tutti i dirigenti Originals, perché sembra una cosa banale fare una squadra di calcetto, ma dietro c'è una infinità di cose da fare. Non è solo il gioco o il campo o il mister, c'è anche il sacrificio stesso dei giocatori, partire lunedì sera, fare allenamento, fare una partita a Magnago, che noi da Pieve Soligo è ben distante, oltre i 70 chilometri. Dopo una giornata di lavoro è tutto quanto questo sacrificio porta sempre a grandi risultati. Bene, io vi ringrazio, vi lascio andare, grazie, ci vediamo l'8 giugno. Vuole parlare Giulio? Ah, scusa, vai Giulio. Volevo dire solo una cosa, un bacio all'Aurora. Ecco, ti sei rivelato, ti sei rivelato, sembrava una puntata di Chi era Aurora? Ecco, va bene, ragazzi, vi devo salutare perché ho altri ospiti. Grazie mille, grazie. Ci vediamo sabato 8 Grazie. Grazie mille Originals. Ciao. Grandi. Grandissimi. Adesso è il turno di Gianluca, che vedo pronto in auto, che ci aspetta. Ah no, scusa, ho sbagliato perché ho visto male, vedi? Eccolo qua, scusate il bello della diretta. Dove stai andando, Gianluca? È il microfono staccato per Gianluca e non riusciamo a sentirlo. Vediamo se riesco ad abilitarglielo io. No, non riesco ad abilitarlo. Dovrai, credo, provare a rientrare, ad uscire e rientrare. Ci proviamo mentre sta guidando.
speriamo di non aver causato insomma delle difficoltà autostradali. Scusate, ma è il bello dell'ultima puntata, insomma, un po' come era iniziata, la stiamo mandando un po' così. Eccoci Gianluca, ciao. Ti ciao si ragazzi, sente perfettamente. buongiorno. Aspetta che mi sono fermato e tolto la cintura. Oh, bravo, così facciamo le persone serie. E allora dove stavi andando? Stai andando al Palaflora? No. Ma come avete fatto a indovinarlo? Beh, no, insomma, è un po' presto, è un po' prestino. importante. Sì, è un po' sì, prestino, però bisogna andare prima per trovare posto, Ecco, vado al Palaflora, andrò là verso le 3:15, penso, 3:30. Stamattina ero al golf di Aviano, ho fatto una gara di golf, non ho giocato bene, ma non importa, anche perché come sapete il 13 giugno mi devo operare il menisco, quindi non potevo pretendere più di tanto dal mio corpo. Detto questo, buongiorno, ho già un po' di malinconia sapendo che è l'ultima puntata, ma è soltanto una pausa temporanea, poi ricominceremo e mi auguro con una collaborazione ancora più stretta, perché è stato un anno meraviglioso, ci avete portato fortuna. Quindi avanti con Sportissimo Channel. Grazie mille e ovviamente grazie anche a voi. Ci hai già rivelato qualcosa la scorsa settimana, non ti vogliamo chiedere di più anche perché è presto, poi magari se ci sarà occasione faremo delle puntate speciali, ecco. E a questo punto Max di solito ha sempre qualche domandina per te. No, guarda, io sempre qualcosa, perché intanto prima di tutto volevo ringraziarlo, perché a prescindere da tutto ci vuole anche la disponibilità, no? Perché non basta soltanto la presenza, ci vuole la disponibilità ad essere sempre presenti, e non è mai facile perché quando uno ha tanti impegni, poi insomma il ruolo che uno ha, quindi lo voglio assolutamente ringraziare. No, ma grazie a voi. Perché veramente ci hai dato anche a noi spazio, se devo dire la verità, quindi questo è quello che conta. Noi diamo spazio a tutti, però anche tu hai dato un po' di spazio a noi, perché alla fine non è mai facile avere degli ospiti così competenti e comunque che, insomma, io devo dirti la verità, ho avuto piacere anche la settimana scorsa, insomma, ti sei aperto e questo ti fa onore, ci fa piacere, perché insomma abbiamo avuto qualche piccolo scupetto e siamo contenti di questo. Che ti posso dire? Speriamo veramente che il prossimo anno sia un'annata eccezionale e chissà che cosa porta il futuro, perché io sono sempre abituato come dire, a volere sempre di più. E insomma, l'appetito viene sempre mangiando, io ho sempre più fame. Però è chiaro che solo con l'impegno, il sacrificio, no? E la buona volontà, e naturalmente il lavoro, si possono fare delle cose meravigliose. Io credo che voi in questi 2 anni avete dato, no, dimostrazione che col sacrificio, col lavoro, con l'impegno, e io credo insomma che ce l'avete messa tutta, siete riusciti a fare qualcosa di straordinario. Certo, fare meglio diventa complicato, però uno insomma deve avere qualche aspettativa, deve avere sempre quell'orgoglio, quella voglia di fare, altrimenti uno difficilmente ce la mette tutta. Cosa dici? Guarda, hai detto parole che sono difficilmente criticabili per quella che è la cultura sia mia che del Maccan Calcio a 5. Bisogna essere oggettivi, allora la parola di quest'anno sarà pianificazione, perché una 2 elite con costi più elevati comunque di trasferte, la necessità di rinnovare la rosa dei giocatori, e come vedete già ci sono state delle fuoriuscite ufficiali e la parte sportiva sta cercando giocatori di altissimo livello per performare al meglio, e questo vuol dire incrementare notevolmente i costi. Rinnovare le relazioni con tutti i nostri partner è già una parte delicata, ma della quale abbiamo fiducia. Abbiamo un nuovo sponsor tecnico che è Mizuno, che indubbiamente ha riposto in noi tante aspettative. Quindi è tutto il progetto che deve, come un corpo umano, rendere al meglio, perché di fatto un'azienda sana è un corpo umano. Se ci pensi che intorno a noi ruotano più di 120-130 persone e sono 40-50 stipendi tutti i mesi, ti rendi conto di che impatto c'è dal punto di vista anche economico.
abbiamo i piedi per terra, ma anche la consapevolezza che il passaggio, quello di cui abbiamo parlato tante volte, da logiche familiari, pur mantenendone i valori, a quelle aziendaliste, si sta facendo. Ora bisogna consolidare, cercare di puntare perlomeno, a mio avviso, ai playoff della 2 Elite, e poi Dio solo sa cosa può succedere. Quindi la macchina è in movimento dal punto di vista sportivo, dal punto di vista degli eventi di incontro con le aziende. Stiamo già pianificando la presentazione della squadra nuova e delle maglie a fine settembre. Quindi il 10, ribadisco, il 10 di giugno iniziano i camp estivi. Venite ragazzi, perché saranno dei camp bellissimi. Ci saranno addirittura i laboratori delle aziende che faranno giocare con il legno piuttosto che preparare i biscotti o fare la pizza. Quindi sono dei camp da non perdere per i ragazzi. Sarà un anno interessante, io lo vivo così, di pianificazione, di consolidamento, di crescita. Credo anche di qualche sconfitta in più, perché la 2 Elite è ancora più impegnativa. Devo essere onesto, nella partita di andata a Maser del Pordenone, che comunque non avevo mai visto dal vivo, e contro l'Altamarca, non ho visto fantascienza tecnica, non ho visto fuori quota dal punto di vista del gesto tecnico, ho visto più fisicità e più velocità, e questo sicuramente è un aspetto che Simone Maccani insieme a Marco Sbisà stanno tenendo in considerazione. Dal punto di vista tecnico i nostri non hanno nulla di meno, anzi forse qualcuno ha qualcosa in più di quello che ho visto in campo, premesso che all'Altamarca mancavano 4 giocatori. Oggi vedremo. Bene, ecco, direi. Io devo dire che ha detto tutto Max, grazie ancora di tutto caro Gianluca, a presto e buon pomeriggio, buon fine settimana e ci sentiamo via messaggio. Grazie, state bene, a presto. Grazie Gianluca, subito al volo con Matteo Dorico che finalmente ha risolto i problemi tecnici che lo hanno tormentato la scorsa settimana, perché dovevamo fargli doverosamente i complimenti per l'8-1 con il quale avevano battuto la BCC Pordenonese Monsile. Ahimè, l'ho detto in apertura di puntata, è arrivata la sconfitta, ma una sconfitta che Matteo ci racconta con dovizia di particolari. Buongiorno a tutti. Sì, purtroppo siamo stati eliminati in semifinale, perdendo 4-2. Noi eravamo in trasferta, quindi avevamo solo la vittoria come possibile risultato per arrivare in finale. Vittoria che avevamo praticamente in tasca per 2-0 fino a 10 minuti dalla fine. Poi abbiamo subito il 2-1, abbiamo subito il pareggio e subito il pareggio, diciamo che a 8 minuti dalla fine, 7 minuti dalla fine abbiamo cercato in tutti i modi di provare ad andare a segnare col portiere in movimento e abbiamo preso gli ultimi 2 gol. Ma diciamo che è stata una bella cavalcata, è stata una gran partita la semifinale, perché trovarci 2-0 al Pala Micheletto contro gli amatori di Pordenone, che reputo una squadra fortissima, era veramente qualcosa di bellissimo. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però ci dà un sacco di consapevolezza per il prossimo anno e di sicuro vogliamo provare a tornare a quei livelli lì. Assolutamente sì. Max, hai qualche domanda per Matteo? Perché io ne ho una, pronta. Beh, no, io volevo dire a Matteo che quando dalla sua disamina, insomma, siete andati veramente vicini. Questo dimostra comunque che forse siete partiti un po' in sordina quest'anno, no? Magari, e vi siete finalmente ritrovati e forse se aveste trovato quella forma, no? Fin dall'inizio, chissà che magari quell'amalgama della squadra vi avrebbe portato a mantenere quei 2 gol di vantaggio, chi lo sa. Poi naturalmente forse eravate un pochino più stanchi, ci sono tante cose, no, che alla fine in una stagione bisogna considerare, però complimenti perché avete fatto comunque qualcosa di straordinario, non era scontato, no, arrivare fino lì, quindi credo che insomma se a poco dalla fine e poi dopo ci sta, perché è chiaro che se tu vinci 2-1 10 minuti 2-0 10 minuti dalla fine e naturalmente poi ti pareggiano, è ovvio che se voi avevate un risultato su 3, insomma, direi che non c'è niente da fare, bisognava per forza vincere. Quindi complimenti a voi e chissà che il prossimo anno non ci regalate qualcosa ancora di meglio, ecco. Perché da lì si può andare solo ancora più in alto, Sì, sono d'accordo, Max.
Purtroppo è stato un anno in cui abbiamo inserito 6 ragazzi noi nella Serie A e 6 ragazzi comunque giovani, quindi un po' il gruppo doveva un attimo farsi, un po' comunque l'esperienza di, come dicevamo prima, sentivo in trasmissione, giocare a calcio 5 è una cosa diversa. Quindi per quanto arrivassero dal calcio, avessero buoni basi, tecniche, eccetera, comunque dovevano abituarsi. Purtroppo abbiamo pagato dei risultati durante la stagione. Mi viene da pensare, abbiamo lasciato 6 punti alla Strada d'Argento, che poi, vabbè, è retrocessa, poi meritasse o no, ma comunque è arrivata quart'ultima. Abbiamo lasciato parecchi punti alle squadre che sono arrivate sotto di noi in campionato. Sicuramente, se vogliamo fare un passo in avanti il prossimo anno, dobbiamo essere più costanti durante tutta la stagione. Però mi viene da dire che tutta la squadra Serie A è stata confermata, tutti hanno dato la loro conferma, quindi si partirà da una base solida, da un anno in cui ci siamo già conosciuti, da un anno in cui abbiamo già raggiunto questo risultato qua, quindi diciamo che i presupposti fanno ben sperare, speriamo di mantenerli, ecco. Ecco, domanda a bruciapelo: chi vince la finale al meglio delle 3 tra Pordenone Amatori, campione in carica, e Icem Calcio 5? Domanda difficilissima. Allora ti dico, io avevo paura dei Pordenone Amatori, credevo che delle 4 semifinaliste fosse la più forte, fosse la più difficile da affrontare. Me l'hanno riconfermato, perché anche se noi vincevamo 2-0 è una squadra molto ostica e con dei giocatori comunque tutti già navigati nel calcio a 5. Quindi dico, per averli appena affrontati, direi loro. Di contro dico anche che l'Icem è una squadra giovane, una squadra frizzante che probabilmente può metterli in difficoltà. Quindi è una finale aperta. Mi viene da dire che per esperienza il Pordenone lo vedo un attimo più favorito, ma credo che l'Icem possa dire la sua benissimo, e se vincessero non è del tutto una sorpresa, ecco. Ecco, noi ringraziamo e facciamo i complimenti a Matteo. Salutaci. Grazie tutti a voi. quelli dell'Astra San Vito, sia la squadra della Serie A sia quelli della Serie E, ovviamente, perché loro hanno 2 squadre. Grazie ancora di averci seguito lungo tutto l'arco di questa stagione e ci vediamo al Pala Astra. Grazie a voi e ci vediamo il prossimo anno. Grazie ancora. Ciao. Grazie Matteo. Adesso permettetemi, sono piuttosto emozionato nel presentarvi i prossimi 2 ospiti, perché sono 2 cari amici, Cristiano e Leonardo Di Bon, con cui concludiamo alla grandissima questa stagione di Calcio 5 Show, parlando di Pordenone Calcio 5, ma non solo la squadra A, che milita in A2 Elite e che tra pochissimo, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, alle ore 16 c'è la partita al Pala Flora, importantissima, il ritorno 3-1, che sicuramente fa pensare che sia una passeggiata, ma non lo sarà. Saranno 40 minuti effettivi di grandissimo calcio a 5 e ovviamente, Cristiano, chi meglio di te potrà dirci un po' di quello che si prova a giocare a futsal. Intanto benvenuti. Sì, intanto, grazie mille e un buongiorno a tutti e un ringraziamento per l'invito che ci avete riservato a me e a Leo. Un saluto anche da lui. Buongiorno. E buon futsal a tutti, innanzitutto, come dice un'altra persona, Christian. Che dire, oggi è una partita molto importante per il Pordenone, per concludere degnamente una stagione che è stata molto diciamo, non trovo le parole giuste, ma comunque molto, molto emozionante, ecco, diciamo così, molto emozionante. E ci sono delle squadre che sono molto attrezzate e noi come Pordenone, diciamo tutti, ci metto anch'io e i tifosi eccetera, stiamo provando delle soddisfazioni al di là di ogni aspettativa, ecco. Però questo lo vedremo dopo, incrociamo le dita. C'è un sogno che si chiama Serie A e, come si dice, sognare non costa nulla e alle volte i sogni si realizzano, quindi non diciamo nient'altro e che parerà al campo. Sì, poi tra l'altro voi due credo siete andati entrambi a vedere la partita di andata a Maser
e quindi avete visto da vicino che quel 3-1 non è stata sicuramente una passeggiata, giusto? Assolutamente no, sappiamo il valore dell'avversaria e non tanto quest'anno ma negli anni precedenti era un po' un avversario ostico, tanto è vero che purtroppo già incontrata nei playoff, come penso tu ricorderai, l'anno scorso, e quindi è un avversario molto mai dare per scontato nulla, come ben sai nel calcio 5, quindi bisogna essere concentrati non al 100 ma al 200%, e siamo andati a vederlo all'andata, come tu dicevi giustamente, sia io che Leo, e abbiamo visto una bella partita, una bella partita decisamente. E poi bisogna parlare anche di Under 15, perché abbiamo qua il portierone Leonardo che domenica scorsa si è distinto, devo dire, con una grande prestazione, così come tutta la squadra. Io sono andato lì, invitato proprio da Leonardo, che ringrazio, a vedere questa partita contro la squadra della Fenice, giusto? Ecco, quindi Leonardo, sì. Adesso com'è andata la settimana dopo questa grande vittoria? Perché domani si torna a giocare in provincia di Rovigo, dico bene? Sì, giusto. Comunque la partita, dopo che abbiamo vinto domenica, la settimana l'abbiamo vissuta bene, perché comunque eravamo contenti di un risultato che comunque magari tanta gente poteva dire che non era giusto, però alla fine è stata sofferta, perché nel secondo tempo la Fenice ha avuto molte più occasioni di noi, ci siamo difesi bene, direi abbastanza bene, e abbiamo cercato comunque anche con magari dei rilanci delle ripartenze di provare a segnare. Non ci siamo riusciti, perché magari non c'è stata tanta precisione, però abbiamo dato tutto quello che potevamo, e secondo me è stato anche quello che è stato determinante, ha fatto la differenza per la vittoria. Sì, condivido assolutamente, è stata una partita molto intensa, al di là poi delle diciamo, tra virgolette, problematiche finali. Insomma, ci sta Cristiano ed io, che siamo uomini di campo di lunga data, ormai purtroppo non più praticanti, insomma, ne abbiamo viste di peggio, ecco, potremmo stare qui a raccontare aneddoti, diciamo, che ci hanno visti protagonisti in ben peggio, ecco, senza insomma tornare nel mondo della Marcord, però insomma io, guarda Max, sono visibilmente emozionato nel diciamo parlare e fare proseguire l'intervista. Ti lascio anche a te qualche curiosità, perché faccio veramente fatica quest'oggi, credimi, per me è motivo anche di io. soddisfazione. Anche io, e ti ringrazio. Ecco, sei senza microfono, aspetta che te lo accendo. No. Ah no, devi accenderlo tu. Max, stavo esatto, interagendo, perché come tu sai abbiamo una chat naturalmente, e quindi bisogna anche, come voi potete ben capire, bisogna anche cercare di rispondere a chi magari lascia dei messaggi, perché naturalmente no, se no dopo sembra brutto. E quindi ho lasciato pure la palla a te. No, niente, volevo semplicemente aggiungere, se mi permettete, che per noi il Pordenone è motivo di orgoglio, nel senso che trovare una squadra come il Pordenone che si ritrova in questa situazione, dove potrebbe essere, insomma, ma non lo diciamo perché non voglio esagerare, però credo che sia fantastico avere comunque due squadre in una situazione così incredibile nella provincia di Pordenone, ragazzi, è straordinario. Bisogna capire dietro tutti i sacrifici che si fanno dietro, che cosa c'è dietro una società, perché insomma ci sono tantissime cose che bisogna considerare. Abbiamo sentito prima quello del Gianluca Del Macane, cosa ci ha detto, e quindi immagino che sia tutto vero, perché essendo voi del Pordenone quest'anno avete fatto la 2 Elite, sapete benissimo che cosa significa, cosa comporta, i sacrifici che ci sono dietro. Quindi io direi un ringraziamento, perché quest'anno che non abbiamo avuto purtroppo, ahimè, i ramarri pordenonesi del calcio 11,
ci avete deliziato con delle partite meravigliose e eccezionali, quindi dovrei fare un complimento a Pordenone che ha portato altro onore, e vorrei ricordare di continuare a tifare questo futsal che merita spazio, merita tutto il nostro supporto, perché come vi ricordo il prossimo anno probabilmente il Pordenone Calcio 11 tornerà in pista, però noi vorremmo continuare a promozionare, insomma continuare a farvi vedere il futsal, perché credo che sia la cosa più bella che ci sia, anche perché è un'emozione completamente diversa, parliamoci chiaro, e quindi sente, niente, è da ringraziarvi, e chissà cosa succederà, vedremo quello che il destino, il futuro ci dice, però è chiaro che la stagione del Pordenone è una stagione, non dico stratosferica, però poco ci manca, ecco. Posso intervenire anche per aggiungere una cosa? Sì. Guarda Cristiano, volevo solo dire, poi ti lascio la parola, che il Pordenone Calcio a 5 quest'anno, magari non ve lo ricordate, ma abbiamo fatto un'intervista col presidente Alessandro Nofi, che saluto a Radio Gioconda nella trasmissione Friuli in Gol, e saluto ovviamente Franco Poiana che cura il sito e anche tutte le trasmissioni dal lunedì alla domenica, nella quale il presidente Onofri diceva: guardate che noi dobbiamo fare i conti con il bilancio, bisogna seguire tutta una serie di parametri, e nonostante tutto partiamo per la salvezza. Detto questo, non è per nascondersi, ma è una questione di sempre mettere un passo alla volta, e questo è il risultato di anni ed anni di sacrifici, perché è una società che parte da lontano. Oserei dire, nel caso di Alessandro, che conosco bene e che ho sentito in settimana, da un Porcia Calcio a 5, poi c'è stato, diciamo, in questa prima esperienza per lui, per Federico Sacilotto, che saluto, e poi da lì sono riusciti a creare un gruppo vincente che pian pianino ha dato grandi soddisfazioni. Quindi il futsal a Pordenone sicuramente va detto il sacrificio, il risultato che si sta ottenendo con il duro lavoro è qualcosa di magico. Questo volevo dirlo perché ci tenevo, ed è un plauso che va fatto a questa società dopo tanto tempo che c'è in questo panorama, e quest'oggi credo siamo lì a sostenere, a tifare per loro, perché alle ore 16 ci sarà un match che può aprirgli un altro capitolo, perché poi la storia e la strada è lunga per andare nella massima categoria, però un passo alla volta, come dicevo prima, questa società si sta togliendo grandissime soddisfazioni. A te la parola, Cristiano. Niente, volevo aggiungere a proposito della prima squadra, poi anche per un altro argomento, volevo aggiungere che io proprio porto la testimonianza di quando davo una mano al Pordenone come collaboratore della prima squadra, e proprio li ho visti partire dalla Serie C, quindi io posso dirti che neanche io forse mi rendo conto, ma bisogna proprio viverlo del tutto per sapere tutti i sacrifici e tutto quello che c'è dietro, vedendo partire una squadra dalla Serie C e poi fare tutta la scalata fino ad arrivare a dove poi siamo arrivati. E quindi veramente sono delle cose indescrivibili, ecco, diciamo, e a parte le sensazioni, ma proprio delle cose indescrivibili, con tantissimi sacrifici da parte di tante persone che lavorano nell'ombra, e questo bisogna ringraziarle e assolutamente darne merito, tanto meglio comunque anche ovviamente a chi va in campo e chi la parte tecnica eccetera, e quindi sì, se mi posso lasciare, oltre al Pordenone, diciamo quello che sta facendo come prima squadra, diciamo che se posso, Enrico, vorrei anche spendere due parole per quanto riguarda il settore giovanile, di cui viene parlato in generale poco, perché forse è un po' meno visibile diciamo degli adulti, o comunque dei campionati qui in giro, perché nel caso in generale il settore giovanile, noi purtroppo, come ben sai, come Friuli non siamo competitivi come altre regioni, ad esempio il nostro vicino Veneto,
però il settore giovanile del Pordenone sta crescendo alla filiera, con la filiera completa, e ha ottenuto dei risultati non solo prettamente sportivi ma anche di crescita degli atleti sotto vari punti di vista, caratteriali, motivazionali, anche come atleti, come crescita di tecnici e tutto, che anche questi meritano diciamo un applauso simbolico per tutte quelle persone, che i ragazzi, i genitori e tutto quello che ne compete, ecco, diciamo. Poi nello specifico ci sono le varie squadre, io so i vari risultati eccetera, ma non si tratta prettamente solo di risultati, diciamo che c'è tutto un contorno anche. Ecco, io adesso volevo tirare in ballo il mitico Leo, perché domani mi sembra che tra gli spalti avrai una piacevole sorpresa, vero? Dovrebbe esserci una tua insegnante, o forse ho fatto uno spoiler, non c'è? Non viene più perché Mannaggia, non riesce purtroppo a non vederti dal riesce. vivo, peccato, perché io, credimi, mi sono divertito a vedere la vostra partita di domenica, perché sono tornato un po' più giovincello, anche se purtroppo vi invidio l'età, ecco, e soprattutto il fatto di aver iniziato alla tua età a giocare a calcio 5. Guarda, questo lo posso dire, però vi ho visto con grande mentalità, con grande voglia, ed è piacevole visto da un adulto. Ecco, questo te lo dico. Quello che posso dirti è assolutamente grazie, perché comunque apprezzo molto le tue parole. Come hai detto, domenica non è indescrivibile l'emozione che comunque ha provato anche tutta la squadra, perché contro questa un'ottima squadra non eravamo mai riusciti a vincere. Io dico anche purtroppo, perché abbiamo avuto 2 scontri con la Fenice nel girone Elite, e in questi 2 scontri la Fenice si è dimostrata diciamo, si è dimostrata magari con più voglia di vincere, magari anche migliore, ma anche sotto altri punti di vista, perché comunque più attrezzata, ma oltre a quello anche più vogliosa di portare a casa dei punti, perché loro hanno fatto un campionato bello, perché comunque è stato bello anche il nostro, dà importanza con la vittoria che avete ottenuto domenica. Esatto, e quello che posso dire comunque anche riguardo è che noi siamo comunque anche siamo sempre stati una squadra, perché a noi anche il nostro mister, che giocherà dopo, Sadat Ziberi, il numero 8 della prima squadra, oltre a insegnarci il gioco del futsal, ci ha insegnato per prima cosa a impegnarci, a dare tutto quello che avevamo e a divertirci soprattutto, perché comunque secondo me siamo giovani, abbiamo tempo per prenderci anche le nostre soddisfazioni. A quest'età secondo me è giusto sia voler vincere, ma anche ovviamente divertirsi. Che dici? Sante parole, veramente bravo Leonardo. Max, qualche curiosità, poi ho una domanda per Cristiano, ovviamente in chiusura. Max, vai pure se hai qualche domanda, ricordati di accendere il microfono. Ecco, al momento l'abbiamo lasciato senza parole. Ti dicevo, sono impegnato a rispondere a 1000 messaggi, robe, purtroppo ci vuole anche questo. Come vedete, non ho avuto neanche il tempo di tornare da Roma, se ci pensate. E quindi, è vero. che vi posso dire? A Roma prenderà un charter e arriverà direttamente al Palaflora. Ecco, il tempo di arrivare giusto per la partita di ritorno. Ricordiamo, ore 16, Palaflora, partita di ritorno da amministrare, ma non sarà facile farlo. Sarà una partita che parte dallo 0-0, il ritorno tra il Pordenone Calcio 5 e lo Sporting Altamarca. Cristiano, in chiusura un ricordo, una marcord di quello che fu Montesilvano 2010, le finali nazionali
in cui andavamo a giocare con questa Longobarda, così, un tuo ricordo di quel magnifico evento che ci vide protagonisti. Grazie, perché mi fa ricordare una delle emozioni più, credo anche per quanto ti riguarda, della nostra attività sportiva nel futsal, perché innanzitutto giocare nel campo del Montesilvano, che se tu non mi ricordi male aveva appena vinto il campionato nazionale, e giocare su un parquet flottante che sembrava di volare, e su giocare dove giocavano i campioni della Serie A, e tutta la cornice di squadre, pubblico, insomma, poi confrontarsi contro delle realtà, anche lì altre regioni, anche appunto come motivazioni, voglia, eccetera. Poi anche il risultato sportivo di uscire in semifinale per opera di chi poi ha vinto i campionati nazionali ASI, quindi della squadra del Piemonte, diciamo che è stata credo per entrambi una cosa che senza ulteriori parole, no? O non so se vuoi aggiungere altro tu. Sì, beh, io mi ricordo che abbiamo avuto modo di parlare anche con Junior, quindi che di lì assolutamente esatto, con uno dei campioni d'Italia, che ci ha premiato. Però... Sì, Junior è quello che ci ha dato la coppa per il quarto posto, che sono andato a ritirare, che lui era il capitano, se non erro, della squadra del Montesilvano, corretto? Non credo fosse il capitano, perché il capitano no, però giocava con loro. Che adesso mi sfugge, però sì, scusa, comunque giocava con loro e ci ha premiato. Sì, poi ricordiamo che il Montesilvano, poi con Mammarella tra i pali, che venia anche a San Vito a giocare le 2 amichevoli contro la Repubblica Ceca, anzi con la Slovacchia, scusate. E poi insomma c'erano altri grandi campioni in quella squadra, che poi l'anno dopo vinse anche la UEFA Futsal Cup, adesso si chiama la Champions League del calcio 5, che tra l'altro ha vinto la squadra di Palma di Mallorca proprio la settimana scorsa. Io direi grazie intanto ragazzi, perché è stata una puntata epica, e chiudere con voi due, padre e figlio, visto che Leonardo lo conosco da quando era piccolino, e quindi per me è una gioia incredibile. Vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio e buona partita per dopo, e anche per domani, soprattutto a Leonardo, in quel di Rovigo, vicino contro l'Ariano Polesine, spero di aver detto giusto. Ecco, sì, vi ringrazio nuovamente e ci vediamo la prossima stagione. Noi vi ringraziamo, grazie anche da parte di Leo ovviamente, e magari ci rivedremo, ma l'importante comunque, buon futsal a tutti per quest'estate e per il Pordenone Calcio 5, per l'eventuale proseguo, speriamo, incrociamo le dita, e in generale per tutti gli amanti del futsal e per i tornei eccetera di quest'estate. Grazie Cristiano, grazie a Leonardo Di Bon, un saluto, buon weekend, e grazie Max di aver fatto parte con me della squadra di Calcio 5 Show. Si chiude questa prima stagione e speriamo insomma di raccontarvi con qualche puntata speciale altri eventi legati al calcio 5 provinciale e regionale, ma perché no, nazionale. A tutti voi, buon fine settimana e alla prossima.